L'obiettivo è quello di arrivare a 1000 partecipanti, ma in questo caso a contare è anche il valore simbolico dell'operazione. A gennaio 2020 le piste dei comuni di Comelico Superiore e Auronzo ospiteranno la 17ª edizione dei campionati di sci della Protezione Civile, un progetto partito ancora nel 2017 con il Dipartimento Nazionale e voluto dallo stesso assessore regionale Giampaolo Botaccin. Diventeremo la capitale della Protezione Civile nazionale per una settimana, quindi dal 20 al 26 di gennaio, e ci sarà questa grande occasione, campionati nazionali di sci della Protezione Civile, arriveranno delegazioni da tutta Italia, sono già centinaia le prenotazioni, l'obiettivo è quello di far star bene i volontari nostri e di tutta Italia per una settimana nelle più belle montagne del mondo. Montagne belle ma sempre più difficili da vivere, come stanno dimostrando i recenti vincoli imposti sui territori auronzano e comegliano dal Ministero dei Beni Culturali. Lo stesso Botaccin conferma l'intenzione della regione emersa fin dalle prime ore. Sui vincoli faremo ricorso, l'aveva annunciato il Presidente Zaia, e proseguiremo su questa strada. E tra Auronzo e Comelico arriveranno i vertici della Protezione Civile Nazionale, compreso il capo compartimento Angelo Borrelli, protagonista di un convegno, ma sarà anche un abbraccio ideale tra volontari a poco più di un anno dalla tempesta Vaia. Con la speranza di rivedere tutti gli amici che sono venuti a darci una mano in caso di Vaia, noi lavoreremo e saremo disponibili H24 per il successo della manifestazione.